2 mesi fa abbiamo chiesto ai 7 prefetti del Veneto dei dati relativi al fenomeno dell'immigrazione in Veneto. Abbiamo chiesto quanti migranti arrivano, quanti vengono decretati illegalmente presenti sul territorio e quanti sono i rimpatri. La triste novità che comunichiamo è che non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nessun dato da nessuna prefettura ci è stato fornito. Duro attacco alle prefetture da parte degli esponenti del centrodestra veneto. È grave la mancanza di collaborazione tra le istituzioni, affonda il capogruppo in regione Stefano Casali. Informazione equivale democrazia e in questo caso è mancato totalmente il passaggio. Noi non volevamo fare polemiche o dietrologie varie, ma crediamo, essendo le prefetture che hanno questi dati, che questa richiesta fosse più che legittima e più che normale per un gruppo politico che in questa regione, su questo territorio, deve anche proporre delle azioni legislative migliorative di un fenomeno. Se 3 consiglieri rappresentanti del popolo hanno queste difficoltà, insiste Casali, ci domandiamo quali ostacoli debba affrontare un semplice cittadino per ottenere dati che dovrebbero essere di dominio pubblico tramite i siti delle prefetture. Chiederemo che sia Zaia in persona come rappresentante di tutti i veneti a chiedere questi dati. Solleciteremo anche il Capo dello Stato, il Primo Ministro e il Ministero degli Interni da cui le prefetture del Veneto dipendono per vedere se come cittadini e come rappresentanti eletti abbiamo diritto ad avere questi dati.